Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. Dal 3 giugno apriranno le agende vaccinali per tutti. Lo ha deciso il commissario Figliuolo. L'orientamento della nostra regione è di farsi trovare pronti già da giovedì prossimo, dopo quella del ministro Speranza che farà scattare la zona bianca in Friuli Venezia Giulia dal lunedì 31 maggio. Arriverà anche l'ordinanza del presidente Fedriga con l'elenco delle attività che riapriranno con 2 settimane d'anticipo rispetto alle regioni in giallo. Facciamo il punto della situazione in questo servizio. Per i vaccini scatta l'ora del liberi tutti. Dal 3 giugno non si procederà più per fasce d'età, lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. Da giovedì prossimo le regioni potranno aprire le agende per le vaccinazioni anche per le persone tra i 39 e i 16 anni. L'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, nel pomeriggio ha dato il via libera alle 2 dosi di Pfizer anche per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. L'orientamento della nostra regione è quello di rispondere presente all'appello del 3 giugno. Il presidente Massimiliano Fedriga ha più volte sottolineato la necessità per il Friuli Venezia Giulia, alle prese con i noti problemi di adesione alla campagna vaccinale, di consentire a tutti di poter prendere appuntamento per la vaccinazione. In attesa dell'ufficialità sulla data del 3 giugno, è già certo che le modalità per prenotarsi resteranno sempre le stesse: CUP delle aziende sanitarie, call center al numero unico 0434 22 35 22, farmacie e web app. Quanto al passaggio del Friuli Venezia Giulia in zona bianca, all'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che entrerà in vigore da lunedì 31 maggio, seguirà quella firmata dal presidente Fedriga. Sarà recepito il provvedimento ministeriale e con esso anche le linee guida proposte dalle regioni e condivise dal governo. Nell'ordinanza regionale sarà inserito l'elenco delle attività che riapriranno con un anticipo di 2 settimane rispetto a quanto accadrà per i territori che rimarranno in zona gialla. Di fatto riparte tutto, ma restano in vigore le misure che prevedono l'obbligo di indossare la mascherina, di rispettare il distanziamento e l'igienizzazione delle mani. 220.000 è il numero delle persone da vaccinare nella fascia d'età dai 16 ai 39 anni, però preoccupa anche la scarsa adesione degli under 40 degli under 50 fino adesso. Metà delle persone che di questa fascia d'età finora si sono prenotate. Sentiamo. Dati pericolosamente sotto la media delle altre regioni, in alcuni casi di parecchi punti percentuale. Il problema della campagna vaccinale in regione non è l'assenza di dosi o la lentezza delle inoculazioni, che anzi hanno ritmi molto elevati, ma l'assenza di persone da vaccinare. Le adesioni, in particolare per le fasce più giovani, sono pericolosamente basse. Se l'adesione per gli over 70 supera l'80%, nella fascia 60-69 anni arriva al 71%, 64% tra 50 e 59 anni e addirittura 54% tra i 40 e i 49. Oggi abbiamo vaccinato il 46% della nostra popolazione che ne ha la possibilità, e il 21% in seconda dose, e quindi dobbiamo proseguire con questa velocità perché la vera grande risposta a sconfiggere l'epidemia è il vaccino. Noi abbiamo 2 cose da poter fare: rispettare le regole che ci vengono date, che io auspico siano poche e controllate, e vaccinarci. Non abbiamo altri strumenti in questo momento per tornare ad una condizione il più possibile normale, come tutti desideriamo da tempo. Stiamo marciando tra 90 e 100.000 vaccini alla settimana, quindi è chiaro che dipende dal numero delle dosi. Sappiamo che c'è una platea dai 16 anni fino ai 39 di 270.000 persone, sappiamo anche che 50.000 di queste sono già prenotate, in parte anche già vaccinate. Voltiamo pagina. Si chiama Giulio, ragazzo di 33 anni che sabato scorso rischiò di far cadere il vincitore di tappa dello Zoncolan Lorenzo Fortunato. Oggi è arrivato a Udine per fare le proprie scuse con l'organizzatore di tappa Enzo Cainoro e mettersi soprattutto a disposizione di Progetto Autismo FVG per una raccolta fondi. Sarà anche volontario nel servizio d'ordine di una delle prossime tappe friulane previste nel 2022. Sentiamolo ai nostri microfoni. Giulio, sei venuto qua per chiedere scusa? Sì, io principalmente dovrei chiedere scusa, c'è una lista molto lunga di persone, quindi in primis Lorenzo Fortunato, perché sabato è a lui che ho rischiato di far perdere una vittoria pazzesca sullo Zoncolan,
e anche se chiaramente non era mia intenzione fargli niente di male, l'ho fatto forse nel modo più sbagliato possibile e quindi spero che voglia accettare le mie scuse e che ci sia anche modo poi di fargliele di persona queste scuse. Poi mi scuso con Enzo Candido perché gli ho fatto complicare un bel po' la gestione della tappa anche a livello mediatico, e poi mi scuso con Simoni che mi ha trattenuto e con tutti i ragazzi dell'organizzazione della tappa perché avrei potuto rovinare il loro lavoro. Ecco. Ma cosa è successo in quei minuti? Ma non lo so, ci ho pensato tante volte, però non c'è una spiegazione razionale a quel gesto. C'è tanta emozione di una giornata perché andando su in bici, sentendo l'incitamento della gente ti fa andare più veloce, vedi anche com'è la salita veramente, c'è questi corridori che vanno su e quindi ho pensato, avevo visto che fatica si provava ad andare su, di incitarli, però ecco, l'ho fatto nel modo sbagliato e poi ho sbagliato e basta. Insomma. Candido, voi come comitato di tappa locale e poi contemporaneamente come associazione ciclisti avete dato la possibilità a questo ragazzo di riscattarsi, in che modo? Ma recependo le sue scuse che mi paiono molto sincere, lo avete visto oggi, non è un poveretto come tutti pensavano, ma è un laureato, un ingegnere che ha avuto esperienza anche all'estero. Io gli ho detto quando è successo, scusate la parola, che le cazzate nella vita si possono fare, basta capire qual è il rischio che creano e redimersi. Io sono contento da un lato di aver fatto questo primo esperimento a livello nazionale, d'intesa con l'Associazione Nazionale Corridori, e quindi portata questa situazione in una chiave di esempio per gli altri. È chiaro che se dovessero ripetersi l'atteggiamento sarebbe diverso. Abbiamo concordato le scuse pubbliche, che non è una piccola cosa, l'esporsi di fronte alla gente. Abbiamo concordato che lui farà un'iniziativa a favore della Fondazione Progetto Autismo di qui di Feletto Umberto, e poi il fatto che lui è anche disponibile a collaborare in future eventuali prevenzioni con i miei volontari. Questo mi ha fatto molto piacere perché è evidente che era una situazione molto difficile da gestire. Si poteva agire più facilmente come qualcuno voleva, si fa una causa civile, ma cosa volete? La cronaca: è deceduto nella notte il turista straniero investito da un mezzo pesante sulla A4 mentre era intento a sostituire uno pneumatico forato dal suo camper. Si tratta di un cittadino tedesco in ferie con la sua famiglia. Troppo gravi le ferite riportate a seguito del violento impatto. Il 53enne è ispirato al Santa Maria Misericordia di Udine, dove era stato trasportato d'urgenza. E poi c'è un'altra notizia che riguarda i carabinieri del radiomobile di Aurisina che hanno arrestato una 32enne rumena destinataria di un ordine di carcerazione. La straniera di etnia rom è infatti ritenuta responsabile di furti commessi nel 2012 in diversi supermercati della Lombardia, arrestata diverse volte, sempre riuscita a evitare il carcere perché incinta. Sono infatti ben 8 i figli della donna che, proprio sfruttando la presenza dei piccoli in braccio intorno a sé, riusciva a far sparire articoli e generi alimentari dagli scaffali dei supermercati. È stata rintracciata da una pattuglia del radiomobile di Aurisina a bordo di un autobus di linea proveniente dalla Romania. Deve scontare 9 mesi di carcere. La Run for Hope, staffetta benefica che contribuisce alla raccolta fondi per i tumori infantili, ieri ha fatto tappa all'ospedale di Pordenone, giunta da Aviano. Oggi la corsa arriverà a Palmanova. Sentiamo. La ricerca corre sulle strade del Friuli grazie a Run for Hope, la grande staffetta benefica partita sabato 22 maggio in molte regioni italiane, con l'obiettivo di contribuire alla ricerca scientifica che Fondazione AIRC promuove per combattere i tumori infantili. Dopo la tappa Udine-Aviano di ieri, con l'arrivo al CRO, oggi è stato toccato l'ospedale di Pordenone. Frazionisti, uomini e donne dell'esercito, con il 7° trasmissioni di Sacile e dell'Atletica Aviano. Il Friuli Venezia Giulia ha risposto come tutta Italia con una 9 giorni che da Muggia ritorna a Trieste domenica. Oggi siamo ripartiti da Aviano, Fontana Fredda, queste due località ci hanno accolto anche i bambini in un orario scolastico, poi Sacile e Porcia per arrivare qui all'ospedale civile di Pordenone. Il gruppo è stato accolto dalla direzione medica del Santa Maria degli Angeli. Ribadisco sempre, tutte queste associazioni, queste iniziative portate avanti dalle associazioni ci aiutano tantissimo, aiutano
la vicinanza ai pazienti che trattiamo tutti i giorni all'interno di queste mura. Per cui io, come dire, sono molto felice e spero che questa iniziativa raccolga i fondi necessari per aiutare appunto la lotta ai tumori infantili. Dopo il passaggio di testimoni all'amministrazione di Pordenone, domani la corsa raggiungerà la città della Fortezza. Ci saranno ultramaratoneti che faranno interamente tutto il tratto da Pordenone fino a Palmanova, con gli ultimi chilometri tra l'altro il sindaco di Palmanova. È stata inaugurata ieri la nuova sezione del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia dal titolo Lusso e Ricchezza. L'inaugurazione rappresenta una perla di immenso valore che va a incastonarsi nel progetto per la valorizzazione del polo museale turistico del Friuli Venezia Giulia e a dirlo, lo sentirete, l'assessore alla cultura regionale Tiziana Gibelli. Sentiamo. Per dare l'idea di quanto fosse importante e ricca la città di Aquileia, fa vedere quali sono i gioielli, le gemme, le quantità di ambra lavorata preziosamente che le donne di questa città usavano. Il riallestimento del museo ha inteso ripresentare la straordinaria collezione del Museo di Aquileia. Questo allestimento racconta la parte più preziosa della collezione del Museo di Aquileia, le famose collezioni di ambra, le collezioni di gemme che hanno reso famoso e rendono famoso il sito di Aquileia in tutto il mondo. E quindi questi ci raccontano quello che viene scavato all'interno di questi scavi archeologici e cercano di farlo rivivere, facendoci cogliere la bellezza estetica dell'universo estetico e di concezione dell'essere e del suo benessere all'epoca romana. Si parla di 20 secoli fa, è incredibile che queste cose così fragili riescano a raccontarci una storia ancora oggi. Concludiamo con i lavori di ripristino che si sono completati del pontile d'accesso al faro rosso di Lignano Sabbiadoro. Queste le immagini. L'intervento si era reso necessario a seguito delle eccezionali mareggiate dello scorso novembre 2019 che avevano distrutto il pontile rendendolo impraticabile e pericoloso. Il faro rosso insieme al faro verde segnala il cantiere d'ingresso, la bocca lagunare di Lignano Sabbiadoro che permette l'accesso al porto di Lignano, al porto di Marano lagunare e a tutte le darsene interne alla laguna, da Marina Punta Faro a Punta Gabbiani e Aprilia Marittima, oltre che essere un punto d'ingresso alla litoranea veneta. E con questo abbiamo concluso, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buon pranzo e ci vediamo con il nostro notiziario alle 19, arrivederci.